Sono già 6 i punti di produzione idroelettrica nel tratto veneto-trentino del fiume Brenta. È in vista l'arrivo di una settima struttura che accorcerebbe lo spazio a disposizione per l'attività sportiva di rafting e canoa, discipline che tanto stanno dando al medagliere olimpico azzurro. Siamo in festa in questo periodo perché abbiamo la quarta medaglia di Giovanni De Gennaro, dopo quella di Ferrazzi e di Molmenti, d'oro, e il bronzo di Ferrazzi a Sydney. Siamo in festa perché anche la portata del fiume è molto bella, è divertente in questo periodo molto caldo, ci sono molti turisti, il rafting e la canoa sono attività ormai diventate popolari. È un fiume che si presta, una palestra naturale, non ci sono campi artificiali in Italia. Qui ci sono i centri federali di allenamento che rischiano, così come le attività aperte ai turisti, di subire un ridimensionamento a causa della nuova centrale. Stiamo sollecitando le amministrazioni pubbliche che non venga autorizzata perché ci verrebbe a togliere un tratto di fiume importante, soprattutto per la parte dell'imbarco, la parte della prima parte in navigabilità con l'accesso anche al Subiolo, eccetera. Oltre all'attività sportiva si mette a rischio anche parte dell'economia locale. È cresciuto molto il turismo, per quello ci dispiacerebbe una forma di economia nuova, ci dispiacerebbe anche per noi che siamo direttamente interessati, ma anche tutto l'indotto che abbiamo creato. Lei tenga presente che io nella mia azienda ho 50 collaboratori che in gran parte vivono di questa mia attività, dunque anche tutto l'indotto, ristoranti, alberghi, bed and breakfast e tutto quello i negozi che girano attorno vorrebbero venire a mancare o comunque a soffrire di questa mancanza di attività.